Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Nel corso della prossima settimana vivremo un cambio di scenario dovuto quindi al ritorno di perturbazioni atlantiche, scenari che comunque mostrano un clima abbastanza mite, specialmente al sud Italia, dove qui le temperature saranno sopra la media per l'influenza costante dell'anticiclone subtropicale, ma insomma questo weekend invece godremo di temperature tipicamente primaverili e calde per il periodo. Infatti notiamo subito come avremo cieli abbastanza soleggiati, tra qualche velatura in transito, sarà maggiore la comparsa di velature alte nel corso della giornata di domenica al nord. Sabato e domenica invece avremo il cielo sereno poco nuvoloso al centro e al sud, mentre più offuscato al nord nella giornata di domenica per stratificazioni in arrivo da ovest. Temperature che quindi saranno in notevole aumento e come vedete la costanza mostra un quadro generale per la risalita quindi di queste forti correnti sud-occidentali di matrice atlantica, mentre una irruzione di aria artica marittima influenzerà l'Europa occidentale, mantenendo qui le temperature sotto la media del periodo, e qui infatti saremo su valori costantemente sotto la media, che si manterranno spesso freschi e più influenzati soprattutto sulle regioni del nord Europa, che sono state, se vi ricordate, proprio queste settimane influenzate da temperature molto sopra la media stagionale, che invece adesso si riverseranno verso est. Quindi più precipitazioni e rischio maggiore proprio all'inizio della prossima settimana, specie tra martedì e mercoledì, di forti temporali e rischio anche di nubifragi. Tutti i centri di calcolo vedono quindi maggiormente favorito la Toscana, la Liguria e tutto quanto il nord, tra il rischio quindi di forti temporali e quindi da questa fase instabile nettamente per le irruzioni di correnti nord atlantiche, che manterranno quindi le temperature lievemente sotto la media stagionale, se non in media con il periodo. Mentre vedete situazione attuale che viviamo con l'anticiclone questo weekend, con come vedete due depressioni situate, una sulla Grecia, sui Balcani, e una invece sulla Gran Bretagna, che tenderà però a scivolare gradualmente verso l'Europa occidentale, dove qui invece avremo l'influenza di rovesce temporali costanti, specie sulla Francia e centro-occidentale, mentre l'anticiclone che continuerà ad espandersi sempre più verso la Russia, quindi anche pensate a Mosca, vivremo temperature che dopo la irruzione precedente abbiamo avuto temperature anche sotto lo zero. Adesso viviamo 20 gradi, quindi una differenza abissale. Così come il nord Italia, che sarà in gran parte influenzato dall'anticiclone subtropicale, attorno ai 23-25 gradi in genere su gran parte della nostra penisola, e vedete quindi come le aree maggiormente influenzate questa domenica da precipitazioni e anche temporalesche saranno queste, quindi noi vivremo una stabilità prevalente, eccetto appunto venerdì, come vedete, per qualche locale fenomeno che abbiamo avuto sulla Bassa Calabria. E lunedì quindi continueranno a riversarsi queste correnti umide atlantiche, con anche il contributo dell'aria un po' più fresca artica, che andrà quindi a portare la discesa di queste correnti instabili dirette proprio verso la Francia meridionale e di conseguenza anche sulla Spagna e sui Pirenei. Questo consentirà quindi, con l'influenza e la spinta delle correnti umide sud-occidentali, di allontanare gradualmente il campo anticiclonico per apportare quindi delle prime deboli precipitazioni, che le avremo in realtà già a carattere di rovescio temporale sulla Sardegna proprio entro la serata, e poi maltempo che dalla Francia, dal Golfo del Leone, si espanderà quindi verso la Liguria e parte delle coste della Toscana e soprattutto, come vedete, su Corsica e la Sardegna, le più colpite. E le temperature, che continueranno a mantenersi sopra la media stagionale al centro e sud Italia, subiranno poi da martedì al nord un costante calo proprio per l'azione instabile. Martedì sarà la giornata più instabile, con questo vortice instabile situato sul centro Europa, che porterà quindi, con la spinta da sud-ovest sempre di scirocco delle correnti umide, una fase molto più instabile, concentrata in modo particolare con rischio di forti temporali lungo le coste del Mar Ligure, quindi proprio la Toscana
specie centro-settentrionale, sull'arco appenninico, tosco-emiliano e sulla Liguria risentiremo di forte instabilità, con delle piogge che comunque a carattere moderato e a tratti sparse influenzeranno il resto del nord, così come le coste del Lazio come l'Umbria. Una situazione che richiamerà anche della sabbia sahariana e quindi avremo piogge sporche in arrivo proprio dalla giornata di martedì inizialmente, come vedete. Poi tra martedì e mercoledì una spinta ulteriore di questa massa d'aria più mite e ovviamente sciroccale che contribuisce dal deserto a far giungere le polveri sahariane in quota, con di conseguenza delle piogge nuovamente sporche, cieli anche giallastri, e questo di conseguenza richiama un'influenza poi di aria un po' più fresca proprio a partire dai giorni successivi. In realtà sarà proprio l'Europa settentrionale a risentire di quest'aria più fresca, mentre come vedete saremo in media generalmente il nord Italia, in parte anche al centro. Questo poi per l'arrivo da giovedì in poi di una possibile nuova ondata di calore che coinvolgerà a partire dalle regioni meridionali. Vediamo, perché ci sono delle teorie ancora distanti, vista anche la incertezza modellistica. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.